Buonasera a tutti. Iniziamo la terza settimana con il rientro. Adesso d'ora in poi ci saranno tutti i relatori che, come avevamo programmato, ogni 2 settimane avranno il loro intervento, in modo da fare un programma condivisibile di 3 o 4 moduli cada uno, per avere la possibilità poi di fare un progetto che sia condiviso sia in questo momento di emergenza, ma anche poi per ripartire. Stasera la terza settimana viene iniziata dal dottor Lorenzo Capello, che vi parlerà dell'olismologia alla fine dell'uomo in te. Grazie e buona serata a tutti. Prego Lorenzo. Bene, allora buona serata anche da me. Spero di non annoiarvi con le diapositive che commenterò. Allora, devo parlare dell'olismologia, che è la mia materia, perché l'ho fondata io una ventina di anni fa, non si chiamava ancora olismologia. Avevo capito alcune cose diverse dalla mia solita medicina, diciamo, tradizionale, e allora avevo cominciato a mettere in pratica alcune verità degli altri che avevo imparato frequentando scuole altrui di medicina non tradizionale, di medicina non alternativa neanche, ma complementare e integrativa. In particolare ero partito da una scuola di riflessologia plantare, perché c'era uno splendido maestro, mezzo cinese, mezzo abruzzese, che mi aveva proposto di fare questo corso di riflessologia plantare, e avevo accettato con piacere ed ero stato preso in giro per un anno da lui, perché lui era un infermiere professionale e io ero un vice primario, per cui lui mi prendeva in giro, perché come un vice primario che viene a scuola da un infermiere professionale, tu taci, insegnami che io imparo. Bene, dopo un anno ho imparato a utilizzare il piede per colloquiare come se fosse un joystick con il cervello, in modo che con questo joystick in mano, con il piede, potevo fare al cervello sugli organi quello che intendevo ottenere. Però mi sono chiesto, dopo aver ottenuto questo diplomino di riflessologia plantare, metodo cinese, metodo Tzu, piede, nel senso, mi sono chiesto, ma io cosa sto a perdere tempo a fare, che ho la licenza di uccidere? Posso andare direttamente sull'impianto elettrico. L'impianto elettrico intendo il sistema nervoso centrale che proviene dal cervello, lungo il canale della colonna vertebrale, e poi si dirama verso gli organi con i vari fili che sono i nervi, e fa accendere praticamente le lampadine degli organi. E così ho cominciato non a lavorare sul piede, ma direttamente sul dorso dei miei pazienti. E ho visto man mano che lavoravo sul dorso dei miei pazienti che succedevano delle cose a livello proprio emozionale. E allora ho cominciato a elaborare delle mie teorie che sono diventate un primo libro che io ho pubblicato, che Tecniche Nuove mi ha pubblicato nel 2006, e si intitolava, non mi ricordo neanche più, Massaggio curativo integrato. Massaggio curativo integrato. Avevo depositato questo, brevettato questo Mass Cur Int, massaggio curativo integrato. Poi nel 2013 è uscito il mio secondo libro, perché avevo capito molte più cose. Il primo libro erano 130 pagine, il secondo erano 260 pagine, e l'avevo intitolato Massaggio curativo e tecniche curative e farmacologiche integrate, sempre di Tecniche Nuove. Dopo alcuni anni ho pubblicato invece Olismologia. Olismologia, questo libro, adesso vado giù alla prossima diapositiva. Allora, questo libro, Olismologia, la disciplina della sintesi, fondamenti di un concetto nuovo di medicina. Tecniche Nuove aveva nicchiato a pubblicarmi questo libro, perché se l'olismologia non esiste, dico, vabbè, non esiste, ma esisterà dopo, perché in effetti è una cosa che funziona benissimo e sono ormai 20 anni che la sto praticando con grandissimi successi, e quindi me l'hanno fatto, ed è un libro di 460 pagine. Ho proposto poi un quinto libro, anzi un quarto libro a Tecniche Nuove, ma non me l'hanno accettato, in quanto sarei andato fuori dalla dimensione dei libri che loro pubblicano, e quindi
devo aspettare che termini il mio contratto con Tecniche Nove per poter aggiungere anche tutta la parte, diciamo, di psicologia e di psicoterapia attraverso la pelle, di cui vi parlerò anche in questa oretta. Quindi è una metodica che si è allargata tantissimo fino ad arrivare alla cura di tutto l'essere umano nella sua complessità. Vuol dire struttura, funzioni, mente. E adesso anche, direi, addirittura si sconfina nello spirito, perché la struttura è il corpo in cui noi abitiamo, in cui funzioniamo con i nostri organi, la mente è quello che noi, è il nostro io che pensa, ma poi c'è anche una parte in più, c'è anche lo spirito che ci anima. Non voglio dire l'anima, ma anche lo spirito che ci anima. E lo spirito è quello che già dicevo nell'incontro precedente, è quel respiro che inizia al primo vagito e che esaliamo all'ultimo respiro. Quindi siamo sempre animati da questo spirito, da questo respiro, che io credo che sia questa anima, non è pesabile l'anima, come il respiro non è pesabile, però credo che sia la parte più importante della nostra vita, della nostra esistenza. Quindi qui sto facendo vedere la fine dell'uomo in pezzi. Questa diapositiva dice, va bene, il puzzle dell'essere umano, al quale però bisogna aggiungere anche un pezzo in più per averne la visione completa. Il libro è in vendita in tutte le librerie, si può trovare anche online, poi c'è anche il sito, basta scrivere su Google Olismologia e vi viene fuori tutto, sia dal punto di vista dei video che della visita guidata, tutti gli eventi che ho fatto in questi anni. Potete saccheggiarlo come volete, non c'è nessun copyright, prendete quello che volete, basta che portiate avanti questo piccolo germoglio che vuole crescere nelle crepe che si sono formate nella medicina attuale. Poi c'è la scuola, il master, dove io insegno la mia disciplina a medici e laureati dell'area sanitaria, e poi naturopati, osteopati, insomma tutti quelli che lavorano, gli operatori del benessere, che vogliono venire ad imparare una marcia in più per migliorare la loro prestazione. Quindi dico sempre ai miei allievi, io vi do un arco col quale potrete tirare meglio e più lontano le vostre frecce. Quindi non mi impongo, ma do una marcia in più perché possano fare meglio la loro professione abituale. Allora, devo dire che la medicina d'urgenza e la chirurgia, perché mi fanno sempre questa... Non devi dire che la medicina non funziona. Dico no, io dico che la medicina d'urgenza e la chirurgia sono branche di grande utilità e di sicura efficacia. Quindi non bisogna mai applicare nessun'altra medicina se non quella che ti salva la vita, ma poi la vita bisogna anche farla funzionare meglio. Quindi parlo soltanto della medicina di tutti i giorni che ha bisogno di trasformarsi, perché è sotto gli occhi di tutti. La filosofia, la psicologia, le neuroscienze, la biologia e anche l'epigenetica, che è una scienza molto moderna, ci fanno capire che le malattie in sé non esistono. Cioè non è che tu vai dal dottore e dici mi fa male il fegato, lui dice lei è un'epatite virale. No, quello è un timbro che ti mette sui sintomi che tu gli dici. Io ho la diarrea, ho dei casi, allora dice hai la colite. Cioè basta attaccare la terminale alla desinenza ite per fare il raffreddore diventa rinite, il mal di gola diventa faringite, il mal di pancia diventa colite, il problema di fegato diventa epatite, cioè tutto viene trasformato in qualche cosa che sembra scientifico, ma scientifico non è, perché voi date i sintomi al corpo, al medico, e lui ve li traduce con dei paroloni che sembrano una diagnosi, cioè la diagnosi di qualche cosa che già esiste. No, è semplicemente il timbro che viene messo a qualche cosa che voi gli avete detto e che lui definisce con una parola roboante. Quindi le malattie in sé non esistono, non è che ti salta addosso la depressione e quindi te la devono togliere. La depressione è lo stato d'animo che tu hai e che viene definito depressione. Quindi sono le malattie la legittima manifestazione pratica, fisica, dei danni che per come siamo fatti e come stiamo vivendo, magari ci stiamo maltrattando dal punto di vista alimentare o quotidiano, facciamo al corpo in cui abitiamo. Cioè se noi ci facciamo del male, se non manuteniamo la nostra salute, finiamo per avere dei sintomi che poi diventano l'espressione di un malessere che è la malattia. Per questo c'è bisogno di un medico che torni a chiedere
prima di fare una diagnosi. Tu gli dici una cosa, ho dolore qui, e lui ti fa la diagnosi e ha risolto. No, non è così. Il medico deve chiedere chi sei, che lavoro fai, hai famiglia, hai problemi. Un medico ti deve guardare, non deve guardare il computer. Con un occhio guarda il computer, con l'altro guarda... Bisogna che ti visiti, perché deve poter capire da dove provengono i tuoi disturbi. L'olismologia è nata proprio per questo, per mettere fine alla visione dell'uomo in pezzi. Osservare e pensare con la propria testa è fondamentale, perché capire aiuta a guarire. Cioè, non esistono medici scienziati, esistono persone intelligenti che fanno il medico. Interleggere vuol dire guardare dentro le cose per capire cosa significano. Quindi capire aiuta a guarire. Il nostro corpo è una macchina meravigliosa, è una sapienza innata infinita, superiore a qualunque scienza, perché la scienza progredisce per errori. Si va avanti a tentoni, come è successo adesso ancora con il Covid. Avete visto, no? All'inizio ventilavano perché pensavano che fosse una broncopolmonite interstiziale, poi invece si è scoperto che era una microembolizzazione globale, una DIC, poi si è visto invece che c'era uno stato infiammatorio esagerato perché non messo il cortisone. Insomma, sono andati avanti a tentoni e adesso non è ancora pronto un protocollo definitivo e blatano di questo vaccino che dovrebbe portare alla soluzione, mentre nel momento stesso dicono che il vaccino non si può fare perché il virus continua a mutare. Quindi che si mettano d'accordo fra di loro. La medicina avanza per step di ignoranza, poi finché se ne viene fuori. Allora, questa sapienza superiore alla conoscenza di qualunque medico è la vis medicatrix naturae, la capacità che ha la natura di autoguarirsi. E l'abbiamo visto tutti, ogni volta che siamo fatti un taglio, il taglio è guarito per conto suo. È la pelle che guarisce, non è il dermatologo che guarisce la pelle. Il dermatologo segue, impomata, disinfetta, pulisce, guarda come fa la pelle a fare la pelle nuova. Così come il ginecologo gira intorno alla mamma che sta facendo il bambino ed è lei che lo fa e lo fa preciso, lo fa perfetto, lo fa tutto funzionante, ma non ha studiato né anatomia né fisiologia né embriologia, ma fa un figlio che funziona perfettamente. Quindi la mamma sa fare il bambino, mentre il ginecologo una scatola di montaggio non lo saprebbe fare. Quindi la natura sa fare tutto. Quindi noi dobbiamo essere al servizio della natura, non pensare di comandare alla natura. La natura si comanda soltanto ubbidendole. E il corpo parla attraverso i sintomi e dunque bisogna ascoltarlo, saper tradurre e interpretare il suo linguaggio e rispettarlo, perché la natura, come dicevo, si comanda solo ubbidendole. E quello che ho fatto io con l'olismologia è stato proprio questo. Grazie a Dio ho lavorato 25 anni in geriatria e mi sono accorto che le mie conoscenze e capacità da geriatra, di fronte a quello che era successo a un vecchio nel giro di 80 anni, 90 anni, erano impotenti, perché ormai era quello che avevo davanti. E non potevo cambiare la sua storia personale, neanche la sua storia sanitaria. Quindi dovevo semplicemente fare in modo di mantenere l'ultima salute che avevo. E quindi ho imparato a osservare e a fare quel che potevo, perché non potevo cambiare la storia dei miei pazienti anziani. E noi non siamo stati fatti dalla Fiat, cari amici, non siamo stati fatti dalla Fiat, non siamo tutti uguali, siamo 7 miliardi di impronte digitali diverse una dall'altra. Quindi ogni essere umano è un individuo, non si può dividere, individuo unico, diverso da tutti gli altri, trasformato in continuazione dai vari eventi della vita. Questo è quello che dice l'epigenetica, no? Anche il fatto di questo periodo di Covid epigeneticamente sta interferendo nel nostro percorso di vita, perché ci sta amareggiando con tutta la paura che ci è venuta addosso e ci sembra quasi quasi sindrome della capanna, che non saremo capaci di andare fuori a fare quello che abbiamo sempre fatto prima. Ci sembra tutto pericoloso. Sarò ancora in grado di fare? Andiamo avanti. Di conseguenza, ogni paziente necessita di un'attenzione personalizzata, un'attenzione che la medicina attuale purtroppo non può dare, perché uno, non c'è tempo per l'ascolto, tempo 10 minuti e avanti un altro. 2, i medici devono attenersi ai protocolli, quindi prescrivere indagini strumentali e cure standardizzate. Però gli strumenti di indagine
non sanno con chi hanno a che fare, non hanno una storia le macchine, un'esperienza, famiglia, lavoro, preoccupazioni, affetti, sentimenti, paure. Le macchine non pensano, non ragionano, non dialogano col paziente, non lo toccano, lo misurano dal punto di vista quantitativo e non qualitativo. E poi ragionano in base agli algoritmi che gli hanno inserito. Questo computer è un cretino che fa quello che gli faccio io quando uso il mouse. Quindi non è che ha una sua intelligenza. Ragioniamo insieme. Adesso vi porterò ad avere dei dubbi nei confronti della medicina. Per valutare lo stato di salute non basta sottoporsi a sofisticati esami strumentali, perché quando voi fate passare questo paziente nella macchina, di là viene fuori una fotografia, però non sapete se il paziente che avete messo sul lettino era vivo o morto, perché che sia vivo o morto, la fotografia è uguale. Non sai come funziona, sai semplicemente come è fatto. Quindi da come è fatto non sai come funziona. Quindi un esame stratigrafico, un esame tomografico o risonanza magnetica nucleare dipende dalla valutazione che ne fa lo specialista, ma non vi dice esattamente come funziona la persona. Quindi è un esame quantitativo ma non qualitativo. Lo stesso per quanto riguarda le analisi periodiche che si fanno. Tante, spesso i miei pazienti arrivano e dicono: dottore, devo portarle le analisi? No, ho bisogno del suo corpo perché devo vedere lei, non le sue analisi. Ma le ho fatte il mese scorso, ho capito. E allora gli faccio questo esempio, no? Non basta fare analisi periodiche, perché se andate con un secchio al fiume, il fiume sta scorrendo. Poi prendete una secchiata del fiume e fate praticamente l'esame di una secchiata, non del fiume. E il fiume è continuato a scorrere. Quindi quegli esami che avete fatto in quel momento vanno bene per quel momento, se dovete prendere una decisione in quel momento, ma non vanno bene perché sono soltanto una foto, un fermo immagine di un fiume che scorre. Anche la normalità è un concetto ingannevole. E qui devo aprire la diapositiva. Allora, dove si fa gol in un campo da calcio? Voi direte, chiaramente in porta. Benissimo. Allora, se io tolgo la porta, dove vanno i giocatori a fare gol? Girano per il campo dicendo: dove cavolo hanno messo la porta? E non sanno più cosa fare. Quindi la stessa cosa vale in medicina, perché anche il medico, se lo mettete in mezzo a 50 persone, gli dite: dimmi chi è sano e chi è malato. Lui dice: ma non lo so, così ho bisogno di qualche indagine, ho bisogno di qualche esame di laboratorio. Già, bravo. Allora, per distinguere i sani dai malati, anche in medicina si mettono i paletti, come nel campo del calcio si mette la porta. Quindi diciamo che da qui a qui, limiti di normalità, c'è l'area della normalità, ci sono le persone sane. Va bene, allora, queste sono le persone normali, ma se io tiro su questi due, i diversamente sani che stanno fuori dal limite di normalità a sinistra e a destra, per esempio un nano è un giocatore di pallacanestro, dobbiamo allungare il nano e dobbiamo accorciare i giocatori di pallacanestro o sono diversamente alti? Quindi fuori dai paletti ci sono i veri malati, ma anche i diversamente sani, quelli che hanno una glicemia, un colesterolo, una transaminasi, un qualunque esame di laboratorio fuori dalla normalità, ma può essere la loro normalità. Un'ipertensione che è fuori dal 120 su 80 può essere non un'ipertensione, ma la normale pressione arteriosa che quell'individuo ha bisogno per stare bene. Come ci sono, per esempio, mia moglie che ha 90 su 60 e dovrebbero praticamente pomparla e invece sta benissimo così. Per loro dovrebbe essere morta perché dovrebbe avere 120 su 80. Ognuno ha la sua normalità. Quindi c'è tanti ipertesi che vengono curati per l'ipertensione, non sono ipertesi, ma iper/tesi. Sono incazzati magari per il lavoro, per il traffico, per questa situazione del Covid, perché non possono andare in vacanza. Sono ipertesi, non ipertesi da curare per la pressione. Intendiamoci anche sulle parole. E poi la cosa più importante ancora e più penosa è quella dei diversamente malati che sono dentro nell'area della normalità, ma sono ammalati. E il medico gli dice: ancora qui in ambulatorio, ancora, sempre qui a rompere le scatole, ma le ho già fatto fare tutte le indagini, lei non ha niente, lei è fissato, vada dallo psicologo. No, sono persone che pur nell'ambito della normalità hanno un indice che è
molto basso o molto alto, quindi è dentro nella normalità, ma loro non stanno bene. Perché? Perché un conto è avere l'indice qui al minimo, un conto è avere l'indice qui al massimo. Ci sono persone che hanno bisogno di una glicemia verso l'alto per stare bene, persone che verso il basso cioè, stanno male pur essendo con gli esami normali. Quindi bisogna saper distinguere i normali dai diversamente sani e dai diversamente malati, che invece questi sono il 25% della casistica di qualunque medico, che vengono sottovalutati o ignorati. Avete capito qualche cosa? Ci siamo? C'è qualcuno che mi risponde? Perfettamente chiaro. Certo. Va bene. Perfettamente chiaro. Allora vado avanti, vado avanti. Allora, vai. dalla psiconeuroendocrino immunologia, di cui ho modificato lo standard, nel senso che ho messo la S, ho aggiunto la struttura, perché psico, neuro, endocrino, immuno sono tutte funzioni, ma queste funzioni avvengono nella nostra struttura, chiaramente, nel corpo. E quindi mancava la struttura, quindi ho fatto psico, neuro, endocrino, immuno, somatologia. Struttura, funzione e mente sono nell'essere umano 3 elementi fondamentali. Vedete qua, struttura, la postura, le contratture, cicatrici, esili di trauma, artrosi, scoliosi, lavori pesanti, malocclusione, tutte cause di problematiche strutturali. Le funzioni, alimentazione, intolleranza, intossicazione, metabolismo, sovrappeso, acidità, alcalinizzazione, bioritmi, abitudini, diagnosi, eretismo, sono tutte funzioni. Nella mente idee, carattere, storie personali, tensioni, ansia, depressione, stress, tutte problematiche che fanno parte dell'ambito mentale. Ma sono tutte collegate tra loro, non sono cose separate. Non possiamo andare soltanto dal gastroenterologo, dal pneumologo, dal cardiologo, dall'endocrinologo, dallo psicologo, dal counselor, dallo psichiatra, oppure dall'ortopedico, dal fisioterapista, dal truster. Cioè, tutto nell'essere umano, tutto è collegato. Quindi io ho fatto questo cerchio che dice questo è l'essere umano completo, e ci sono questi 3 cerchi che sono le componenti del benessere. Il triangolo del benessere lo conosce qualunque operatore della medicina complementare, lo vedete qua. Io ho semplicemente detto la parola funzione, la parola struttura, la parola mente non sono parole, non sono linee, sono ambiti di problematiche. Le problematiche della mente, le problematiche delle funzioni, le problematiche della struttura. Ed ecco che è venuto fuori chiaramente leggibile che tutto è collegato. E quindi ho trovato delle aree nuove su cui lavorare. I visceri, i metameri, anatomia e fisiologia, gli organi bersaglio della mente, le malattie psicosomatizzate, le aree simboliche che poi ho trovato sulla struttura. Quando toccavo la pelle venivano fuori le emozioni, perché dentro nel nostro corpo è ancora tutto presente. Noi nella testa abbiamo il conduttore del camion, ma nel corpo, nel dorso, abbiamo il rimorchio del camion. E dentro nel rimorchio c'è tutta la nostra storia di vita, perché siamo andati a scuola con gli stessi piedi che abbiamo adesso. Eppure gli specialisti delle varie discipline, pur sapendo che c'è la psico-neuroendocrino-immunologia, lasciamo perdere la struttura che non l'hanno ancora studiata, ma indagano singole parti dei pazienti con competenze separate. Qui l'ortopedico e il fisioterapista lavorano soltanto sulla parte della struttura. Vedete che è meno del 50% di quello che possono sapere o di quello che devono sapere, almeno per mandare il loro paziente da un altro che si deve occupare della problematica che non compete a loro. Così pure chi lavora sulle funzioni, cardiologo, endocrinologo, otorinolaringologiatra, tutti quelli che lavorano sulle funzioni, devono sapere che hanno a che fare anche con gli altri specialisti, perché non tutto è di loro competenza, c'è qualche cosa che parzialmente è di loro competenza, ma lo ignorano. Lo stesso chi lavora nella mente, psichiatra, psicoterapeuta, counselor. Mi seguite? Poi in mezzo c'è l'olismo, ci sono praticamente il buco nero della medicina, perché sono quelle sindromi. Quando sentite parlare di sindrome, vuol dire che c'è qualche cosa che proviene da tutte le parti e quindi è molto difficile capire come affrontarla.
Quindi qui dentro ci stanno le sindromi le più difficili da risolvere. Però con l'osmologia ci si arriva. Ogni specialista fa la sua diagnosi e cura solo i sintomi che sono di sua competenza. Però, continuando a curare i sintomi e non le cause, le malattie non si risolvono, si aggravano e infine diventano croniche, perché ogni specialista rimanda ad un altro specialista. In genere si usa il cortisone, perché il cortisone sembra che curi tutto, in realtà impedisce al corpo di reagire e quindi non può fare a meno che non manifestare i sintomi. E allora si sposta il paziente da uno specialista all'altro. E il target della mia olismologia è proprio questo. Dottore, sono andato dappertutto, ho fatto di tutte le cure, ma sono al punto di prima. E allora mi hanno detto di venire da lei, che non sono più bravo degli altri. Io sono più ignorante degli altri. Io mi sono messo in una condizione di umiltà e leggo il corpo, interrogo il corpo, mi faccio dire dal corpo direttamente che problemi ha. D'altra parte non possiamo capire che ora è, che ore sono, se non guardiamo l'orologio, ma guardiamo un ingranaggio per volta. L'ingranaggio è dello specialista, l'orologio invece è il mio. Così i pazienti, non essendo mai visti nella loro totalità, peregrinano spesso da un ambulatorio all'altro senza ottenere risposte soddisfacenti. L'olismologia mette fine alla visione dell'uomo in pezzi, quindi. Perché? Perché ha un approccio globale al paziente, vede tutto nello stesso momento. Vede tutto nello stesso momento e cura tutto nello stesso momento. Poi vi farò vedere come curo le funzioni, come curo la mente, come curo la struttura. Con un approccio diagnostico e terapeutico diretto, completo, unitario e simultaneo. Nel giro di un'ora si vede tutto. Quindi praticamente ho aggiunto alle singole specialità e al medico della mutua un qualche cosa che ancora non esiste, che è l'olismologo, e che io vorrei prima di morire, visto che ho 72 anni, e questo qui è un momento per la medicina molto tragico, vorrei prima di morire riuscire a lasciarlo al secondo anno di medicina. Al secondo anno di medicina, perché non è una specialità l'olismologia, anzi è una cultura propedeutica che devono imparare i medici al secondo anno di medicina, quando fanno anatomia, fisiologia, patologia e olismologia, per vedere tutto l'insieme prima di specializzarsi e quindi non capire più quello che non si ricordano. In un'ora il medico olismologo valuta l'intera persona nell'insieme, ovvero da tutti i punti di vista, emozioni, funzioni e struttura. Anzitutto chiede al paziente e ascolta. Chiede chi è, che deve capire chi ha di fronte e che cosa il paziente gli chiede di risolvergli. Se no come fa a orientarsi? Non basta che gli dica sono venuto qua perché ho il caglio al piede di destra. Non può, mi fa male la testa. Non me ne frega niente. Perché ti fa male la testa? C'è un motivo, e che non è quello di tuo cugino, non è quello di tuo fratello, non è quello di tuo papà o di tuo zio. È il tuo motivo per cui hai mal di testa. Poi valuta il network, quindi tutto l'insieme dell'intera persona in modo del tutto naturale e a misura d'uomo. Quindi prima di tutto ti chiedo chi sei, cosa fai, se lavori, se sei sposato felicemente, infelicemente, se hai figli, se ti pagano, dove lavori, se ti piace il tuo lavoro, che cosa hai fatto, di cosa sei stato operato, che malattie hai avuto importanti, che disturbi mi stai raccontando, qual è il disturbo che ti dà più fastidio, che vuoi che ti risolva. Scannerizza il software del paziente. Software. Che cos'è il software? I software sono le funzioni. Quello che noi stiamo utilizzando è un software. Zoom è una piattaforma software. Questo mouse che ho in mano è un software. Il dischetto che si mette dentro è un software. Tutto quello che attacchiamo al computer è un software. Il computer è nato dalla nostra mamma. Noi siamo dei computer, come dei computer, che abbiamo già la capacità di fare tutto. Poi ci vengono attaccate delle funzioni in più. Scannerizza il software del paziente, ovvero le sue emozioni e le funzioni organiche di tutti i suoi apparati, ma non a livello chimico. Applica le attuali conoscenze della biofisica, ovvero della fisica applicata alla biologia, e opera sull'energia del corpo. La fisica biologica ha già trasformato la chimica e la psicologia. La medicina invece non molla, non vuole capire che l'energia, quella che noi valutiamo attraverso l'elettroencefalogramma, l'elettrocardiogramma, l'elettromiogramma, la risonanza magnetica nucleare, è fondamentale, perché se no
se tirate via l'energia alla persona, resta il cadavere. E quante volte io ho visto in geriatria, dopo aver parlato con una persona che è morta sotto i miei occhi, cosa se n'è andato via da qui? Cosa se n'è andato via? L'anima, l'energia, lo spirito. Allora dobbiamo lavorare sullo spirito, perché è quello che ci anima, sull'energia, perché è quello che ci anima, è il sistema elettrico che ci fa funzionare. Se voi al frigo togliete la spina, dopo vi marcisce tutto dentro, come nel corpo, no? Noi siamo come un frigo. Togliete la corrente e tutto quello che avete dentro, il fegato, il cuore, i visceri, marciscono. Si diventa cadaveri. E come fa il dottore in neuroismologia, che fa l'olismologo, a valutare la funzione emozionale e le funzioni organiche del suo paziente? Interroga il corpo e decodifica in codice binario il software. Il codice binario, lo vedete, sono queste barre che ci sono su tutti i prodotti del supermercato. E la cassiera che non sa niente, la cassa del supermercato che non sa niente, lo passa su e gli fa pip, carote, pip, zucchine, pip, sottilette, pip, prosciutto. Questi sono i codici a barre. Noi possiamo decodificare il corpo nello stesso modo, sia a livello funzionale che a livello emozionale, semplicemente con un test estimologico, che non è la kinesiologia, ma è l'estimologia, cioè il senso che il corpo ha per la vibrazione elettromagnetica di tutto ciò che in natura oscilla. Tutto ciò che in natura è vivo, le piante, gli animali, noi, i fili d'erba, qualunque pianta che io ho qui di fronte in casa mia, su questo ripiano, che sono piante diverse, se io ve le testo, il vostro corpo reagisce diversamente, perché ognuna di queste piante ha una sua frequenza elettromagnetica diversa. Sapete che si dice che la neve è composta da tanti cristalli, uno diverso dall'altro. Per il nostro cervellino piccolo è impossibile capire che tutti i cristalli di neve siano diversi uno dall'altro. Eppure è così. Eppure è così. In tal modo il corpo stesso del paziente guida il medico a formulare la diagnosi e la cura, perché gli indica con precisione dove si trovano. Scusate un attimo il telefono. Portalo via per favore. In tal modo il corpo stesso del paziente guida il medico a formulare la diagnosi e la cura, perché gli indica con precisione, lui che lo sa, dove si trovano i problemi e quali sostanze come valvole o come fusibili sono appropriate per ristabilire il suo migliore equilibrio psicofisico possibile. Allora, una volta, quando c'era il televisore con le valvole, col tubo catodico, quelli profondi 50 centimetri, quando non funzionava il televisore si chiamava il tecnico che veniva con un voltmetro, un apparecchietto per misurare la tensione elettrica delle valvole che c'erano nel suo cassone del televisore. Quindi metteva il voltmetro ai due estremi della valvola, se c'era corrente il voltmetro funzionava, diceva corrente. Se non c'era corrente perché la valvola era fulminata, il tecnico la cambiava. E quindi le medicine naturali che io utilizzo, quindi sono l'omotossicologia, la fitoterapia, qualche cosa di omeopatia, i fiori di Bach, gli spagirici evolutivi, sono sostanze che come valvole o fusibili, riconosciuti utili dal corpo per ristabilire il funzionamento del suo stato fisico, mi vengono segnalate dal corpo stesso del paziente. Quindi io mi trovo al servizio del paziente a dargli quello che lui, che col suo corpo, mi indica necessario. Le terapie vibrazionali, che vengono identificate col test estimologico, sono informazioni cibernetiche che riordinano la coerenza del campo elettromagnetico del corpo. Noi abbiamo un campo elettromagnetico di circa 8 metri di diametro. Per quello che ho fatto
quella figura dell'energia del corpo umano come un cerchio. È una sfera energetica che abbiamo intorno di circa 8 metri di diametro. Quindi noi col test estimologico dell'estimo di cui siamo formati, sesto senso praticamente, oltre i 5 sensi, noi abbiamo anche il senso per la frequenza elettromagnetica di tutto ciò che ci circonda, che vibra e che oscilla, perché tutto è fatto da atomi, tutti sono molecole, tutti hanno un campo elettromagnetico. Quindi mettendo a confronto il campo elettromagnetico dell'organismo col campo elettromagnetico delle sostanze vibrazionali, il corpo può andare in stato di compatibilità o di non compatibilità, che si chiama interferenza costruttiva o interferenza distruttiva in fisica. Quindi se una cosa viene respinta dal corpo vuol dire che gli fa male, se una cosa viene desiderata dal corpo vuol dire che gli farà bene. Oppure se non la desidera e non la respinge vuol dire che non gliene frega proprio niente, quindi è una cosa inutile, un medicinale che gli daremo per niente. Tanti medicinali noi li prendiamo per niente, però gli facciamo fare al corpo un lavoro metabolico inutile, perché deve entrare, deve essere processato dal metabolismo e deve uscire senza avere fatto niente di utile. Invece è importante non dargli qualche cosa di tossico, perché gli farebbe male e lo impegnerebbe a doversi disintossicare. Ed è invece utilissimo dargli qualche cosa e il corpo dice: ah, caspita, questa sì che mi ci voleva, e fa un passo avanti nella salute. Poi valuta l'hardware del paziente. Perché direte? Prima il software e poi l'hardware. Certo, perché l'hardware, io mi chiamo Lorenzo Capello. Quando io visito un paziente, lui si chiama per esempio Mario Rossi, il signor Rossi mi può raccontare di sé quello che vuole. Ah, sai, io sono il capo ufficio di questo, di quell'altro, ho fatto una carriera brillante, sono sposato felicemente, mi racconta quel cacchio che vuole. Poi invece il signor Mario, quando io avrò strapazzato il signor Rossi e gli avrò rivoltato le budella, mi dirà la verità. Quindi prima io valuto le funzioni del signor Rossi e poi valuto, scusate, le emozioni del signor Rossi, poi valuto alla fine del trattamento globale le emozioni del signor Mario. Perché è come se lavorassi sulla carne Simmental. Prima gli chiedo alla carne Simmental come sta e mi risponde la scatola. Poi io gli tiro via la scatola e mi viene fuori la carne che mi dice la verità. Quindi adesso vado a valutare l'hardware del paziente, cioè la sua struttura in cui abita, con la manipolazione clinica. Cioè, che cosa faccio? Con le mani vado a trattare la sua carcassa. Cioè vado a esplorare il rimorchio per farmi dire che cosa c'è nel rimorchio e farglielo capire al cervello del conduttore. Le mani non costano niente proprio. Le mani ottengono già 2 risultati importanti. Riattivano la fisiologia e bioregolano il 70% dei disturbi. Riattivano la fisiologia, cioè fanno funzionare il corpo là dove è bloccato e regolano già il 70% dei disturbi della struttura, quindi di origine fisica, funzionali, che sono di origine neurovascolare, e di origine psicosomatica, quindi emozionali. Quindi con le mani noi andiamo a lavorare sia sulla carcassa, quindi sulla muscolatura, tendini, eccetera. A livello funzionale lavoriamo sull'impianto elettrico, riuscendo a riaccendere le lampadine che erano spente perché c'erano degli interruttori a livello del sistema dell'impianto elettrico bloccati, e poi andiamo a leggere le aree strutturali che corrispondono agli stati emozionali che il paziente porta con sé. Voi direte: come fai a far funzionare i visceri con le mani? Con le mani, lavorando sull'impianto elettrico, si può riattivare la funzione degli organi sofferenti. E qui ho fatto questa figura del formicolio viscerale. Avete tutti presente, vedete qui l'arto inferiore, no? La gamba. Sarà capitato a tutti voi di stare seduti troppo tempo schiacciando la chiappa su una sedia, ma magari una sedia scomoda, siete stati seduti malamente, vi alzate e zoppicate perché avete il formicolio alla gamba. Dopo 5 minuti la gamba ritorna a funzionare. Cosa avete fatto? Avete schiacciato il nervo sciatico nella chiappa. Quindi la gamba non funzionava più. Allora, qui dal cervello parte il midollo. Dal midollo partono i nervi che vanno a accendere o spegnere le lampadine. Esattamente come col nervo sciatico si accende o si spegne la gamba. Quando c'è il formicolio, la gamba non funziona.
quando invece il formicolino è spassato, la gamba rifunziona. La stessa cosa, se voi avete delle contratture che vi avvicinano troppo certi settori in cui fuoriescono i nervi che vanno, vi ho fatto vedere qua, vedete nell'immagine di mezzo, dal cervello, colonna vertebrale, ci sono tutti gli organi collegati. Quindi in questo caso andiamo a schiacciare magari tra due vertebre un filo che spegne la lampadina del fegato, oppure che spegne la lampadina dello stomaco. Se io invece distanzio le vertebre lavorando sulla muscolatura paravertebrale, questa contrattura non c'è più e la lampadina si accende. Quindi a livello delle funzioni si può lavorare sui visceri semplicemente con le mani, trattando le contratture paravertebrali e smascherare le emozioni negative somatizzate nel corpo. Qui per esempio ci sono le aree del guinzaglio, non mi danno libertà, della catena, sono io che non mi prendo libertà, mi tengo le cose sul gozzo e quindi magari soffro di tiroidite, che è una patologia prevalentemente femminile perché le donne sono più portate a tenersi le cose sul gozzo che non i maschi. L'Atlante, ho tutti i problemi del mondo sulle mie spalle, il giogo, la tartaruga, di fronte al pericolo mi tiro dentro come la tartaruga nel carapace. Lo zaino, ho un peso a livello funzionale o di tipo affettivo o di tipo lavorativo, economico, amministrativo. Ho le spalle grosse e permetto agli altri di caricarmi dei pesi che non vorrei, oppure ho le spalle larghe, ma sì, me li vado a prendere io perché ragazzi, io sono in grado di farcela, ci penso io. Le ali tarpate, non posso volare dal punto di vista affettivo quanto vorrei, non posso volare dal punto di vista economico quanto vorrei, dal punto di vista organizzativo. La pugnalata alle spalle me l'hanno fatta grossa, non me l'aspettavo. Queste qui sono ripetizioni. La fascia renale, la paura, la sella, vorrei sgroppare, buttare giù dal cavallo una persona o una situazione che mi pesa troppo. L'aborto che può essere quello delle donne normale, ma può essere anche l'aborto dell'uomo o della donna che avevano un progetto da realizzare e non sono riusciti a realizzarlo. La soma che porta il somaro, perché sia la sella che la soma ne portano il cavallo e l'asino, che non vogliono portare i pesi, ma gli vengono caricati diversamente dal giogo, che me li carico io, perché mi fa piacere portarmi un bastone con due secchi d'acqua, uno da una parte e uno dall'altra. Ho scelto io. Tutto quello che mi carico sulle spalle ho voluto io, come lo zaino per andare a fare un bel picnic a 3000 metri in montagna, mentre la soma è una somma che non volevo che mi fosse caricata. Poi qua ci sono le aree le rotaie di tensione, la sopportazione passiva, abbiamo detto, e la sopportazione attiva. Sopportazione attiva, quella delle spalle, sopportazione passiva, quella invece del somaro del cavallo. La zoppia, comincio a zoppicare, ho una problematica a livello lombare, non sopporto più mia suocera, però mi tocca perché non saprei dove metterla, non ho soldi per metterla in un ricovero, comincio a zoppicare perché non ne posso più, datemi una stampella perché non ce la faccio più da solo. Ecco la lombosciatalgia. Quindi una lettura diversa di una problematica notissima di tipo ortopedico, per cui poi vengono usati Muscoril, Voltaren, infiltrazioni e poi anche intervento. E invece si potrebbe fare diversamente se si chiedesse al corpo che cosa significa questo disturbo che hai, che cosa significa questo fegato che non funziona. Mi sono fatto un fegato così, sono stufo di cacciare giù, di mandare giù palate di merda che non digerisco e quindi mi viene l'ulcera. Sono stufo di avere un problema che ha un preciso significato dal punto di vista psicosomatizzato, parte dalla mente ma viene espresso sul corpo, perché il corpo parla con i sintomi che esprime. Quindi per l'olismologia il paziente è il vero protagonista del lato medico, non un oggetto passivo di indagine. Questa è di nuova disciplina che è libera dai protocolli, perché pensa con la sua testa, permette al medico di integrare la medicina ufficiale pensando e agendo di testa sua. Risparmia alla gente inutili peregrinazioni perché trova le cause dei malanni non dove sembra che siano, ma dove sono davvero. Quando si accende la spia
della benzina sul cruscotto, cosa andate dal meccanico a dire per piacere mi tiri via la spia perché mi fa preoccupare, o andate a fare benzina? Quindi quando si accende la spia sul cruscotto non è sul cruscotto il problema, ma è nel serbatoio. Quindi anche nelle patologie spesso i malanni non sono dove sembra che siano, ma sono dove sono davvero e bisogna trovarli. Risolve molti casi clinici già trattati e abbandonati dalla scienza ufficiale senza aver ottenuto risultati efficaci e riporta ogni singolo paziente nella sua condizione di massimo equilibrio fisico e psichico possibile, naturalmente nella condizione in cui si trova. Perché è inutile che un geriatra dica a un paziente: guardi, lei dovrebbe fare tutti i giorni 2 o 3 rampe di scale. Dice: scusi, ma io senza l'ascensore non riesco a fare le scale. Oppure dice: guardi, lei dovrebbe masticare meglio. Sì, me la compra lei la dentiera? Capite? Non bisogna dire stupidaggini se non si considera la situazione in cui il paziente si trova. Quindi riportare sì ogni singolo paziente nella condizione di massimo equilibrio fisico e psichico possibile, però tenendo conto anche di come è messo nella sua esistenza. Il nostro corpo quindi sa cosa fare. Per guarirlo bisogna aiutarlo a fare al meglio quello che già sa fare tutto. Il corpo è vivo e parla. Decodificando i sintomi del corpo con questi strumenti semplici e naturali, le cause dei malanni appaiono chiare, illuminate dalla fisiologica, sapiente e coerente di ciascun organismo. E ripeto, ogni persona è diversa. Quindi gli stessi sintomi hanno un significato diverso nelle singole persone. La lettura simultanea e l'interpretazione simbolica di tutti i dati raccolti a livello emotivo, mentale, funzionale e strutturale permette al medico o l'ismologo di comprendere, descrivere e ricostruire la persona che il paziente è. Alla fine il paziente mi dice: dottore, è proprio così. E dico: certo, me l'ha detto lei. È bellissimo, perché curare significa sapere stabilire il migliore equilibrio fisiologico globale, psicofisico possibile in ogni singolo individuo, nella condizione in cui esso si trova. E guarire significa che il paziente deve voler recuperare e mantenere il proprio migliore equilibrio fisiologico globale, utilizzando in modo integrato tutte le conoscenze e le tecniche idonee per sostenere la propria vis medicatrix natura. Quindi deve essere il paziente che poi vuole recuperare. Come dico io nella mia scuola di psicosomatica applicata, dove lavoro con le mani e faccio parlare il corpo e tiro fuori l'emozione dei pazienti, dico: il corpo è la via di accesso al paziente per la comprensione dei disturbi, per il cambiamento e allora per la guarigione. Ma se non si capisce e non si cambia qualcosa, non si può ottenere la guarigione. Io ho finito. Bravissimo. Spero di non avervi travolto, perché avendo poco tempo a disposizione ho dovuto andare un po' veloce. Molto interessante. Sei fantastico. Ti è piaciuto? Molto, molto. Tantissimo. Avete intravisto in tutto il casino che ho fatto in poco tempo che c'è una via completamente diversa per accedere alla persona. Completamente diversa. E funziona, ragazzi, funziona. Per me è una cosa bellissima. Un mio allievo mi ha detto, uno dei miei migliori allievi mi ha detto: ma senti Lorenzo, quando qualcuno se ne va risanato, non ti viene in mente quello là che faceva i miracoli, alzati e cammina? Dico: guarda, ho detto Claudio, quando qualcuno se ne va risanato, quando è uscito dalla porta, io mi inginocchio di fianco al mio lettino e sto zitto. Bravo. Bravo, dottore, bravo. Bravissimo. Complimenti. Dottore, Grande. cosa, io, vabbè, ormai è la quinta, sesta volta che ti sento parlare dal vivo. Ormai siamo affezionato. Dal vivo, e adesso purtroppo con questa situazione in videoconferenza. Però vedo che ci sono degli affezionati come Giovanni, come la Patrizia, che ti seguono da anni e che anche stasera sono presenti. Per cui questa è la dimostrazione della tua qualità e del tuo sapere. Una cosa ti volevo chiedere. Come si fa un essere normale, ok? Come bene o male siamo ognuno di noi, cioè
non ha studi di medicina o studi alle spalle, come fa a capire la differenza tra un professionista e uno che, diciamo, virgolettato ciarlatano, chiuso le virgolette, nel parlare di queste cose? Allora, ciarlatano non ha l'umiltà. Il ciarlatano sa tutto lui. Il ciarlatano vi guarda in faccia e dice: guarda, io ti ho capito subito. Io invece devo chiedere tutto, perché non posso sapere niente di un universo. Qual è il paziente? Devo chiedergli tutto, devo farmi dire tutto da lui per poterlo capire. Uno che vede il paziente e ci mette il timbro non conta niente, non vale niente. Ma tu con la tua esperienza hai fatto 25 anni come aiuto geriatra, ok? Sì. Hai fatto un sacco di anni come medico di base, vedi, sai, la scuola, eccetera. Come deformazione, passami il termine professionale, quando vedi una persona, ti fai già un'idea? No, non più. Non più, io sono sempre pronto a stupirmi. Sono sempre pronto a stupirmi. Anzi, qualche volta io ringrazio il mio paziente. L'ultima volta ho ringraziato un mio paziente, si chiama Nicolas, che ha 22 anni e che era stato arrestato perché aveva un po' di droga in tasca. Bene, questo ragazzo aveva una situazione familiare spaventosa. Aveva avuto un momento di calo, di down, e aveva fatto ricorso a questo poco di droga per tenersi a galla. Quando poi i parenti me l'hanno mandato, tra l'altro la situazione in famiglia è molto, molto, molto particolare, non posso raccontare ovviamente, però voglio dire, alla fine di questi 3 incontri che ho fatto con lui, perché doveva anche andare a presentarsi tutte le mattina dei carabinieri perché era controllato, alla fine di questi 3 incontri io gli ho detto: Nicky, io ti sono riconoscente perché mi hai dato la possibilità di capire fino a che punto io posso riuscire a comprendere un essere umano. Cioè, io ho capito di te che non hai nessuna patologia, ma che sei un ragazzo che è stato molto provato, ma sei stato consapevole di tutto. E quindi hai un'etica che ti ha permesso di sopravvivere a tutto quello che hai vissuto. E quindi ti stimo moltissimo e ti ringrazio perché sono riuscito a dirti tutto questo grazie all'esame che ti ho fatto. E lui poi ultimamente mi ha telefonato la sua mamma. Sua mamma non è la sua mamma, però è quella con cui lui vive adesso, e mi ha detto che lui è felicissimo, che adesso piuttosto che bere 4 o 5 birre mette via i soldi per venire da me. Cioè, sono stato io a ringraziare lui perché mi ha fatto capire che ho in mano una scienza, che ho in mano una metodica che può arrivare fino a quel punto lì, capisci? Sì, assolutamente. Quindi io assolutamente non prendo Nicolas così perché è un drogato, che mi hanno mandato perché lo psicologo, perché questo, perché quell'altro. No, non è un drogato, bisogna vedere com'è messo lui, che significato ha quello che ha fatto e di che cosa posso fare io per lui. Quindi non ho fatto praticamente niente, Ho parlato con lui, poi gli ho dato un fiore di Bach, gli ho dato qualche cosa per il fegato, perché si era fatto il fegato così, a furia di situazioni sgradevoli. Però, voglio dire, è una metodica che permette veramente di entrare nella persona e di capire perché esprime quei sintomi. Quei sintomi non sono nient'altro che l'espressione esprimere, quello che butta fuori a causa del suo disagio. Qualcuno ha qualche domanda? Pronto? Fa le visite a domicilio visto che è a Milano? No, a domicilio no, perché ho bisogno del... sì, quando vado in trasferta vado con la mia valigia, c'ho dentro tutto nella mia valigia, però non vado a fare visite a domicilio. Ho bisogno di tutte le scatolette, di tutti i miei fusibili, diciamo. Ecco, ho bisogno del mio lettino, quindi non posso fare visite a domicilio. Posso fare dimostrazioni fuori sede, ma non visite. No. Poi non mi piace... No, a mia età non vado più a fare visite a domicilio. So. Grazie. Beh, se a settembre si riprende l'attività normale. Ce l'auguriamo. Anche perché c'è una grossa voglia di ripresa. Hai visto che
anche il governatore del Veneto, Zaia, ha confermato che il Festival del Cinema si terrà a settembre in via ufficiosa. Comunque speriamo che sia così. La prossima volta che vieni, magari a Verona, a fare quelle conferenze come hai fatto un paio di volte alle BPM, potresti però portarti via questa valigetta e magari... Certo, io già 2 volte sono venuto lì dalla Patrizia, visitavo nel suo studio. Ok, questa è una buona... Io pernottavo lì alla tenuta Albertini, no? Sì, sì. E poi ero dalla Patrizia invece allo Zoo Center, perché anche la Patrizia è stata allieva del mio maestro di riflessologia. Quindi abbiamo una maestra in comune. Ok. Sì, certo, quando io mi muovo, vado in trasferta e poi vado presso lo studio di qualcuno che mi ospita, quindi posso avere tutto quello che mi serve. Ok. Qualche altra domanda? Ma sono stato così chiaro? Si vede di sì. Sì. Chi è quest'uomo con la barba che non conosco? Chi sei? Sono Zorzi Cristian. Zorzi, è quello qui. Sì. Cristian, cosa fai? Faccio l'insegnante di karate. Insegnante? Di karate. Ah, karate. Oh, caspita. Sì. Bello. È una disciplina. 46 anni che lo faccio. 46 anni. Sì. Un stile di vita più che altro. Sì, disciplina. Morena dice che sei stato chiarissimo, per cui non ha domande da farti. Grazie. Comunque, se volete, potete andare sul mio sito. Andate sul mio sito, Olismologia, trovate eventi e adesso mi ricordo più, adesso un attimo voglio vedere qua, magari se riesco. Andate, scrivete Olismologia su Google, poi sul sito ci sono tutte nella barra degli strumenti in alto, sono facilissimi da capire, trovate tutto, anche c'è il video di 1 ora che spiega tutta la mia visita, dove spiego tutta la mia visita che dura 1 ora appunto, momento per momento, quindi potete capire perfettamente. Per cui, seguendo quello che hai detto, ognuno di noi ha una pressione sanguigna, può avere una pressione sanguigna diversa e non è detto che ciò che è fuori dai canoni sia malato? Certo, assolutamente, ma quando mai, dove esiste che siamo fatti con la stessa pressione? Ma quando è qua? Mia nonna è morta che aveva 300 di pressione, 83 anni, è morta con 300 di pressione perché lo sfigmomanometro non va oltre i 300, e aveva la 300 di pressione da tempo, è caduta dalle scale, per quello che è morta. Però ascoltami, 300 di pressione. Come ti confronti con la medicina attuale che dà praticamente dei parametri su ogni cosa? 10 grammi di questo, 80 di pasta, 35 di frutta, 30 di cioccolato, cioè il fatto di... Dunque, io dico di mangiare di tutto un po' a rotazione e bere a sufficienza. Mangiare di tutto un po' a rotazione senza esagerare e bere a sufficienza, perché bere è fondamentale. Si può prendere di tutto, poi ti accorgi perché il corpo, se quando bevi il latte corri al gabinetto, evidentemente non ti fa bene e quello lo togli, quello è un'intolleranza oppure è un'indigeribilità. Se sei troppo goloso di qualche cosa non va bene, perché il corpo ha bisogno di tutto un po' per fare tutti i suoi visceri, tutte le sue cellule. Se tu dai a un bambino soltanto i mattoncini rossi o i mattoncini verdi per giocare con il Lego, gli dici fammi una bella casetta e dici papà come faccio se tu mi dai tutti i mattoncini rossi e verdi, ho bisogno anche quelli bianchi, ho bisogno anche quelli marroni, se no come faccio le tapparelle, come faccio le finestre, come faccio... È vero o no? Cioè gli devi dare di tutto per poter fare tutto per bene, tenendo conto comunque che anche i poveracci mangiano sui cumuli di spazzatura e riescono comunque a sopravvivere, cioè non c'è niente di definitivo, non c'è niente di giusto e niente di sbagliato, tutto è relativo, dipende. Tu l'altra volta dicevi che il 75% del nostro organismo è fatto di acqua. Okay? Certo. Allora,
adesso normalmente una persona, chiamiamola adulta, dovrebbe bere attorno ai 2 litri d'acqua. Ma non è detto. Non è detto. Ci sono persone che bevono 3 litri d'acqua e sono disidratate. Perché? Perché bevono e pisciano, cioè non trattengono. Bisogna avere il sale in corpo. Il sale è igroscopico. Si è sempre saputo che nel salino si metteva il riso per trattenere l'umidità che poi bagnava il sale, no? Si sa benissimo che quando si va al mare le letterie sembrano sempre un po' umide, perché c'è l'aria salina, no? Salmastra. Quindi l'acqua che ti fanno appena entri in ospedale è la fisiologica. Sulla bottiglia della fisiologica c'è scritto sodio cloruro al 9 per 1000, acqua e sale. Il sale è fondamentale nella nostra vita, invece adesso è stato demonizzato. Al secondo anno di medicina si studia fisiologia, che l'acqua del corpo è acqua e sale. Ognuno di noi deve avere 9 grammi di sale per ogni litro di acqua che ha in corpo. Se uno pesa 100 kg, ha 75 litri di acqua in corpo. 75 litri corrispondono a 75 kg. Ogni litro di acqua deve contenere 9 grammi di sale, quindi 7 per 9, 63, arrotondiamo, uno che pesa 100 kg deve avere in corpo, per stare bene, 650 grammi di sale. Okay. E non c'è un cazzo da fare, è così e basta. Perché è fisiologia, se no non si può funzionare bene. Quando vai in ospedale non ti fanno la flebo di acqua del rubinetto e neanche di Coca-Cola, ti fanno la flebo di acqua e sale al 9 per 1000. Punto. Dobbiamo finirla di dire stupidaggini, dobbiamo ricominciare a studiare medicina, soprattutto anatomia, come siamo fatti, fisiologia, come funzioniamo, e patologia quando facciamo le stronzate che non permettiamo al corpo di funzionare fisiologicamente. Questa è la medicina del dottor Cappello. E gli organismi che sono affetti da intolleranze? Gli organismi che sono affetti da intolleranze bisogna vedere se sono vere intolleranze o no. Per esempio ci sono quelli che sono intolleranti, ma poi scopri che sono intolleranti per esempio a quello che gli cammina sul soffitto, perché per lui proviene il suo pavimento. Sono intolleranti a quello che canta nell'appartamento di fianco. Sono quelli che dicono ci mancavano anche i pollini, perché già sono allergici alla vita per qualche cosa, sono allergici alla suocera, sono allergici alla consorte, sono allergici a qualche altra cosa. È un habitus mentale l'allergia, è un habitus mentale l'intolleranza, non è soltanto una problematica di pollini o di alimenti, c'è di tutto. Per cui L'intollerante... Dottore, capito? ci possono essere anche dei falsi segnali del corpo che vanno decodificati da un esperto come puoi essere tu. Ho appena detto che le patologie non sono da dove sembrano, ma sono dove veramente sono. Quindi bisogna vedere se un'intolleranza è a livello strutturale, a livello funzionale o a livello mentale, perché tutto è collegato. Quindi se io ho una problematica, appunto non digerisco la suocera, è una problematica mentale, però qual è l'organo che non digerisce? Lo stomaco. Allora mi smangio lo stomaco, come si dice, no? Non caccio giù volentieri queste palate di merda che sono costretto a ingoiare e mi viene un problema di stomaco, non certo di pancreas, non certo di spalla, non certo di testicoli, per esempio, no? Ogni organo ha il suo significato. Okay. Ogni funzione ha il suo significato emotivo anche, no? Ho tutti sulle mie spalle, cosa vuol dire? Ho tutti sulle mie spalle. Ho preso una pugnalata alle spalle, per esempio, no? E la pugnalata è proprio lì, in mezzo alle scapole. Ok. Qualche altra domanda? Io ne avrei una. Ok. Dottore? Sì, sono qua. Ah, grazie. È una domanda un po' fuori tema, però gliela voglio fare. Se per caso nel breve futuro ci obbligheranno per soddisfare i nostri bisogni sociali al vaccino, come si può, dato che sappiamo che dentro c'è chi dice che fa bene, chi fa male, insomma io sono più per quelli che secondo me fa male il vaccino più che bene, come si può gestire questa cosa? Cioè nel senso bisogna farselo e poi dopo cercare di vivere una vita sana in modo che non ti fa male? La risposta direi che è variegata, perché se io il vaccino non lo voglio fare, non me lo voglio fare, non l'ho mai fatto
e non vorrei mai farlo. Per cui io intanto ho un documento. Io sono uguale, non lo voglio fare. Ecco, io non ho mai fatto la vaccinazione antinfluenzale e non ho mai fatto l'influenza, nonostante in 28 anni di medico della mutua, potete capire quanta gente nel periodo dell'influenza è venuta a starnutire, a soffiarsi il naso, a tossire nel mio studio, no? Quindi non ho mai fatto l'influenza. Perché? Perché io 47 anni fa mi sono sposato che pesavo 57,5 kg e dopo 47 anni di matrimonio peso 60 kg. Vuol dire che ho messo su 2,5 kg di porcherie in 47 anni. Quindi non mi sono intossicato. Quindi siccome l'influenza non è una malattia, ma è un'impresa di pulizie che gira in primavera e in autunno per pulire chi è intossicato, fa ammalare quelli che hanno bisogno di buttare fuori le tossine e dal punto di vista respiratorio, perché i due tubi che sono collegati con l'esterno sono l'apparato respiratorio, da cui inaliamo l'aria, e l'apparato digerente, da cui prendiamo i cibi, no? Sono i due tubi che si possono inquinare con l'esterno. Bene, quali sono i due tubi principali che ci ripuliscono? Prima il virus A, che comincia con la tosse, il catarro, con la tosse e il catarro e la febbre, perché la febbre ci vuole sempre per bruciare le tossine, come ci vuole la febbre ci vuole il fuoco per bruciare tutte le porcherie. E poi l'intestino. L'intestino, attraverso nausea, vomito, inappetenza e diarrea, butta fuori le porcherie. Quindi il virus A ci fa scatarrare e il virus B ci fa fare la diarrea. Quindi tutto quello che esce dal corpo, pus, foruncoli, mestruo, catarro, sputo, diarrea, urina, tutto porta fuori tossine. Non bisogna bloccare quello che il corpo butta fuori, bisogna piuttosto riprendersi quello che serve al corpo, alimentazione leggera e per esempio l'acqua. Se tu hai una prolungata diarrea, non è che devi metterti un capo da sedere, devi prenderti l'acqua che hai perso, ovviamente l'acqua fisiologica, non acqua, perché sennò poi l'acqua la fai fuori e la perdi. È come una pianta che deve assorbire l'acqua, ma se tu gli metti dentro l'acqua e c'è il vaso col buco, l'acqua va fuori sul pavimento. Chiaro? Quindi la pianta non si riprende. Però torniamo al vaccino. Io ho un documento, mi sono scaricato un documento che dice: caro collega, tu puoi affermare che questo che mi stai facendo, che contiene questo, va benissimo, che fa male, sei sicuro che non mi farà male? Se lui me lo firma, dice benissimo, allora nel caso che mi succeda qualche cosa io vengo a denunciare te perché hai affermato il falso. Quindi lui probabilmente non me lo può firmare perché è benissimo competente, anche lui, ogni medico sa che il vaccino non è pulito, è dannoso. Quindi non me lo può firmare. Se lui me lo firma, io comunque ho un documento con cui salvaguardarmi da eventuali effetti collaterali sgradevoli. Se invece non me lo firma, io non faccio il vaccino. Però se mi mettono lì, mi dicono che il vaccino lo devo fare, se no non posso più prendere l'autobus, se no non posso più guidare la macchina, se no non posso più se fanno così, allora io cercherò di prendere, che so, la Tuia, il Sempervivum, l'Aconicum, tutti quei medicinali che mi possono permettere di buttare fuori tutto quello che non sarà però il microchip, perché mi si mettono un microchip, non c'è medicinale che tenga. Chiaro? In questo momento noi siamo praticamente obbligati, potremmo essere obbligati a fare qualche cosa. Capito. Se per caso ci obbligano a farlo, perché tipo non puoi andare a... Se è tecnologico l'obbligo non possiamo farci niente, se invece è un obbligo di tipo chimico, allora possiamo cercare di ridurre al minimo, come faccio adesso io con i miei nipoti, di ridurre al minimo il danno del vaccino, cioè nel senso che gli do della roba per disintossicarsi il più svelta possibile. Sì, tipo i bambini che sono obbligati fino a 16 anni a fare un sacco di vaccini, bisogna farglielo spiegare. Se io sono vecchio dico, va bene, allora se non fai il vaccino ti metto all'RSA, ecco, allora no, ti metto sotto controllo, non so, mi possono condizionare, però il condizionamento non è più vita, non è più Costituzione, non è più diritti civili, non ha senso, è un discorso che non possiamo più fare. Io sono assolutamente favorevole, cioè nel senso questo è anticostituzionale tutto, ma se non ti fanno più avere una vita normale, se non ti vaccini, cioè gioco a basket, tipo dico se non sei vaccinato non puoi più giocare, che devo fare? Appunto, dovrò farlo per forza in qualche modo. Lì non ci dobbiamo arrivare, dobbiamo impedirlo prima, con tutti i mezzi, dobbiamo impedirlo prima, ragazzi, diamoci un momentino
Ah sì, io su questo sono, è libero arbitrio, cioè nel senso quando toccano quello è terribile. Adesso noi siamo privati dei nostri diritti costituzionali. Cosa abbiamo a fare un costituzionalista come Presidente della Repubblica? Per fare i pacchi di Natale e di Pasqua? Pazzesco. È pazzesco, sì, questo periodo non fa testo. Cioè, se c'è Bill Gates che deve vendere 7 miliardi di vaccini e paga tutti i virologi per dire le stronzate che stanno dicendo, e adesso hanno denunciato Montanari, che è l'unico che potrebbe fare lezione a tutti i virologi che ci sono in televisione, vero? È vero o no? Assolutamente sì, assolutamente Sì, sì. già sentito. Adesso cioè, non so se è Piero Angela e poi quell'altro conduttore, quello che ha fatto il coming out, non mi ricordo come si chiama, che hanno Cecchi fatto il Paone. patto per Cecchi ecco Paone. quello lì, che hanno fatto il patto per la scienza. Il patto per la scienza, questi sono dei deficienti che credono che la scienza sia esatta. Infatti non sapevano neanche che ci fosse che la Terra non fosse piatta, non sapevano neanche che esistesse l'America, ma quando l'hanno scoperta, hanno scoperto l'America. Non l'hanno scoperta, l'hanno raggiunta, che era già là. È il patto per la scemenza. Il patto per la scemenza, sì, il patto per la superbia, altro che patto per la scienza. La scienza ha dimostrato sempre di avere sbagliato e soltanto che non ha mai chiesto scusa. Non ha mai chiesto scusa. Mai. Infatti adesso non è più scienza, ma sono gli famosi scientisti, li chiamano, no? Sì, infatti. Sono prezzolati, questi sono prezzolati, sono pagati da qualcuno per ottenere un risultato e questa qua è una scusa sanitaria. Siamo in dittatura sanitaria per far ottenere qualcuno dei vantaggi di tipo economico. Noi ci dobbiamo ribellare. Assolutamente d'accordo. Anch'io, speriamo di riuscire a farcela, più che altro, che loro sono Io forti. dico agli miei amici, dico spegnete la TV e accendete il cervello, ragazzi. Più che altro tutti i bambini che fino a 16 anni sono obbligati a dover fare un sacco di vaccini. Ma poi dico, ma in fin dei conti ci sono dei virologi che dicono A ragazzi, ci sono dei virologi che dicono A e dei virologi che dicono Z. Mettiamoli tutti a un tavolo e facciamo dal punto di vista scientifico una tavola rotonda, sensata, intelligente, valida per tutti perché ci sono dei punti di riferimento precisi e vediamo cosa viene fuori. Non è che quelli che dicono cose sensate e che non sono pagati da nessuno devono stare zitti perché gli altri vengono in televisione, questi qui vengono tacitati. Non è giusto, non è giusto. Dobbiamo ribellarci. Si sanno già le cose sui vaccini, c'è una commissione parlamentare che ha già detto che i vaccini sono tutti dannosi. E allora perché si deve parlare di vaccino? Solo che in televisione non ne parlano, la gente, milioni guardano la televisione, quindi si fanno ammaestrare dalla televisione. Ma sì, ci sono persone che quando vado per strada adesso che ho la mascherina sotto al mento, perché mi dà fastidio la mascherina, lo faccio solo nel caso che trovassi una pattugliera da parte della polizia, mi guardano e magari mi scansano perché loro hanno la mascherina, hanno paura di essere contagiati da me. Ma io sto benissimo. Sì. Io faccio uguale. Ma abbiamo un presidente del Consiglio che ha appena detto che riapriremo tutto quando ci sarà il vaccino. Cioè. Sì, ma l'hanno detto... Ma bisogna farli stare zitti questi deficienti. Ma l'hanno detto già a febbraio questa roba qui, che avrebbero aperto... Sì, è già preparato. Lì a Verona, 10 anni fa, hanno fatto TED e ha partecipato Bill Gates e ha raccontato di questa epidemia di 10 anni dopo. Era già tutto previsto. Sì, è tutto premeditato. Sì, ma lui ha anche detto che vuole abbassare il numero della popolazione del 10-15% con i vaccini. Ma infatti, si aspettano 50 milioni di morti con questo vaccino. Allora, io conosco 2 o 3 coppie... Siamo completamente fuori di testa, ragazzi. Siamo in mano dei pazzi. Paolo, dimmi. Sì, no, dicevo che conosco delle coppie di persone sposate, marito e moglie, uno dei coniugi si è ammalato, ha avuto il Covid, e l'altro convivente, quindi non l'ha mai preso. Quello che ha preso il Covid aveva fatto il vaccino per l'influenza. Ma sì, ma infatti
Io ho messo su Facebook tempo fa, che ha avuto un sacco di like, che l'influenza non è una malattia, è un'impresa di pulizia che gira al mondo. Tutti gli anni, in tutto il mondo, questa impresa di pulizia gira tutto il pianeta e fa ammalare quelli che hanno bisogno di ammalarsi, perché pulisce le vie aeree, pulisce le vie digerenti. E la febbre serve, perché la febbre è l'unico antibiotico che ammazza batteri, virus, funghi e miceti. Quindi la febbre serve per uccidere tutte le forme di vita, perché le forme di vita si riduplicano nei laboratori a 37 gradi e mezzo. Se voi fate andare la febbre a 39, 39,5, 40, tutti questi microrganismi muoiono. Quindi il corpo lo sa e appena ti viene l'influenza ti viene un brivido della Madonna che smette soltanto quando sei arrivato a 39 e ti sembra di stare benissimo. Hai 39 di febbre. Perché? Perché ti sta già curando. Noi siamo autoguaritori, vis medicatrix nature, capacità di autoguarigione della natura. La natura sa già fare tutto, siamo noi deficienti che non le permettiamo di fare quello che deve fare. L'ho detto in apertura delle mie diapositive. Ok. Posso fare l'ultima domanda? Assolutamente. Se per caso uno prende l'influenza, deve prendere lo stesso dopo una tachipirina per abbassare o bisognerebbe lasciare fare il corso? La tachipirina te la prendi quando ti va la febbre a 40. Prima di prendere la tachipirina ti riempi il lavandino di acqua fredda, ti tiri sulle maniche fino alle ascelle, ti metti dentro con le braccia dentro nell'acqua fredda, in 4 minuti tutto il sangue ti gira per le braccia, riscaldi l'acqua e hai abbassato la temperatura. Punto. I bambini piccoli, quando vanno in ipertermia a 42, li mettono sul ghiaccio, ma non gli viene la polmonite, li raffreddano con il ghiaccio. In pediatria, capito? Come si faceva una volta, con la pezza. Ma certo, adesso con la scienza abbiamo imbastardito tutto. Crediamo di sapere, facciamo delle stronzate in mani. Insomma, tu forse non c'eri un altro dei miei incontri, ma quando io ero giovane, avevo 25 anni, sono entrato in geriatria, io ho lavorato a Pierbego Trivulzio, ho fatto appunto, ho buttato per aria, ho mandato sotto il processo l'amministrazione perché volevo curare i pazienti e non fare quello che diceva l'ospedale. Vabbè, questo è il mio passato da tribunale per i diritti del malato. Va bene, quando avevo 25 anni io facevo le trasfusioni a certi miei pazienti ed erano senza la sifilide, perché allora si conosceva la sifilide, però intanto stavamo trasfondendo l'epatite, perché non era ancora stata scoperta, capito? Poi quando hanno tolto la sifilide e l'epatite, facevamo le trasfusioni con l'HIV, con l'AIDS, perché non era ancora stato scoperto. Adesso diciamo che le trasfusioni sono sicure e magari c'è dentro qualche cos'altro che non è ancora stato scoperto. Quindi la scienza avanza per tentoni. Come adesso è successo con il Covid, sono andati avanti per tentoni, hanno cambiato 4 o 5 volte la terapia, ma non c'è ancora un protocollo che sia valido per tutti. È soltanto l'evidenza del dedonno che sta curando con la plasmaferesi e quindi col plasma iperimmune. È l'unica terapia che funziona, ma si conosce già da 50 anni la terapia col plasma iperimmune. Però continuano a dire che il dedonno è uno stronzo e che bisogna arrivare al vaccino, pur dicendo che questo virus continua a mutare. E quindi il vaccino che continua a mutare, con un virus che continua a mutare, non si può fare. Allora, se non si può fare un vaccino col virus che continua a mutare, come cazzo lo fai un vaccino? Io ho un sospetto. Io ho un sospetto. Adesso a settembre-ottobre la gente ricomincerà a rivaccinarsi per l'influenza o questa cosa qui. E la famosa seconda ondata, io ho il sospetto che arriverà la famosa seconda ondata. Ammazzerà tutti quelli che fanno la vaccinazione antinfluenzale, come è successo adesso. Chi sono morti? Gli anziani che erano pieni di vaccinazioni antinfluenzali degli anni precedenti, sempre di coronavirus, perché è sempre lo stesso virus influenzale che muta, tutti gli anni lo cambiano il vaccino. Quindi sì, stratificazioni di vaccinazioni, poi sono morti i diabetici, sono morti gli ipertesi, sono morti quelli che avevano il colesterolo troppo alto, sono morti quelli che avevano dei problemi di stress, sono morti dei medici non di Covid, ma perché erano lì con sulla mascherina, con sugli occhiali che avevano le piaghe da occhiali, con sulla visiera, con su lo scafandro di
di plastica, con sui calzari, con sui guanti. Questi qui avranno avuto una temperatura interna di 39, 40, 41 e sono morti di stress, di intossicazione, perché si sono respirati la loro anidride carbonica dentro in tutto quello scafandro in cui lavoravano. Vi rendete conto? Sì, ma nel conto hanno messo anche medici che erano tranquillamente a casa in pensione di 85-90 anni. Li hanno messi nel conto pure quelli. Sì, certo. Ok, dai. Chiudiamo qui. Questa puntata, come al solito, è stata molto molto interessante da parte del dottor Capello. Io mi scaldo molto. No, ma fai bene, fai bene. Io do una comunicazione di servizio a Gino che le maschere arrivano giovedì e non sono arrivate oggi, e do invece una comunicazione di servizio a tutti che domani sera c'è il dottor Francesco Pagangriso con la sua seconda puntata. Vi ringrazio e auguro a tutti una buona serata dopo aver rinnovato i complimenti al dottor Lorenzo Capello. Sì, complimenti dottore, veramente. Santo subito. Santo subito, altro Sì, sì. Santo Ascoltami, subito. Beppe. Grande. Saluti dottore. Togli la parte delle domande e risposte perché mi sono incazzato tanto che mi fanno il vaccino subito. Così. Ma perché ci crede, dottore? Lei si incazza perché ci crede, fa bene. Certo, e deve andare certo, avanti ma così. certo. Sì. Non posso stare zitto di fronte a queste Bravo. stupidaggini, non posso. Sì, fa bene. Bravo Lorenzo. State bene. Ciao. Arrivederci. Ciao. Arrivederci. 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 Ciao Giuseppe. Grazie a tutti. Buonasera. Arrivederci. Grazie.